Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è una frase che sta facendo molto scandalo in questi minuti, che tanto per cambiare ha rilasciato Donald Trump sul suo profilo social Truth, e che sta creando una crisi di isteria nelle redazioni dei buoni e dei giusti. La frase è stata postata dal presidente americano mentre era a bordo dell'Air Force One, diretto in Francia, dove partecipa al G7 di Evian, in, come dire, non totale allineamento, credo, con l'agenda di certe elite europee o eurocratiche. Ma questo poco importa. Qual è la frase in questione? La seguente: se importi persone da paesi del terzo mondo, diventi in fretta il terzo mondo e non ci puoi fare niente. Ora, frase urticante, semplicistica, fatta apposta per creare ridondanza social, come tipico nello stile del personaggio. Diciamo che non è esattamente un'analisi antropologica approfondita sulle tendenze della geopolitica contemporanea, messa così. Va bene, ma nel suo senso fattuale è anche difficilmente contestabile. Diciamo che si avvicina alla tautologia, nel senso che se importi tantissime persone da certi luoghi di provenienza, è facile che il tuo luogo d'origine tenda ad assomigliare sempre più a quei luoghi di provenienza. Questo in senso anche descrittivo, cioè prescindendo poi da un giudizio di valore, che peraltro abbiamo tutto il diritto di dare. Qual è il giudizio di valore? Diciamo il senso che ci pare da cogliere dietro la provocazione appunto semplicistica e anche via molto rustica buttata là da Trump. Sono almeno due, diciamo, no? Uno appunto quantitativo e uno qualitativo culturale, non qualitativo riferito alla qualità delle singole persone ovviamente, ma come dato culturale. Il primo quantitativo addirittura è un'evidenza che abbiamo sott'occhio in tantissime città europee, ormai anche in molte città italiane. Cioè, se tu passi dall'accettazione di un fenomeno fisiologico delle vicende umane come l'immigrazione, passi a sdoganare la patologia invece dell'immigrazionismo, cioè dell'ideologia dell'accoglienza sempre, comunque, a prescindere di chiunque, senza alcun limite, nemmeno quantitativo, nemmeno in rapporto con la quantità della popolazione ospitante e la sostenibilità anche economica, di possibilità di impiego futuro per queste persone, accade quello che accade in molte città europee. Ultima, scusate, clamorosa, Belfast. Cioè poi accade che cambia il paesaggio antropologico, no, delle città europee, e cambia quindi di converso anche la sicurezza, a volte l'ABC della convivenza civile delle città europee. Dirlo non è uno scandalo, è cronaca quotidiana. A questo si collega il dato culturale. Nel senso che il dato che riguarda la compatibilità culturale di chi tu devi accogliere sempre, comunque, a prescindere, indipendentemente dal numero. Perché no, non tutte le culture sono compatibili e integrabili. E qui non è che bisogna andare a un post grezzo di Trump o a qualche rutto del bar sovranista, basta riprendersi in mano Samuel Huntington, Lo scontro di civiltà. Ci sono alcune civiltà che si escludono con altre perché non ne condividono i valori basilari. Esempio non a caso, se tu accogli in modo indiscriminato persone che afferiscono a una cultura, diciamo, magari a una religione o una versione di una religione, che non condivide la sacralità della vita, la dignità della persona, i diritti inalienabili dell'individuo, la differenza tra peccato e reato, la laicità, la parità tra uomo e donna, poi hai un problema, cioè poi cambia la natura del tuo luogo, perché hai portato una cultura che ne mette in discussione le fondamenta. E anche questa è cronaca, è la Sharia di fatto, che si mangia molte, un tempo periferie, ormai molte aree urbane sul continente, è
il fatto che ormai in molte porzioni d'Europa gli europei non si sentono a casa loro per una questione e quantitativa e culturale, e non è che sono razzisti se provano questa sensazione, sta cambiando il paesaggio urbano intorno a loro, e sono due osservazioni difficili da eludere. E guardate che anche quello che rimprovera il documento di sicurezza, l'aggiornamento della strategia americana, no, recentemente approvato, rimprovera esattamente questo all'Europa. Cioè non è vero che l'America trampiana odia l'Europa, l'America trampiana anche in quel documento ufficiale, agli atti che definisce la strategia dell'amministrazione, dice: Europa, svegliati, Europa, noi ce l'abbiamo con te perché rinneghi te stessa. A noi spiace vedere non i fratelli, addirittura i progenitori, no, storicamente europei, che rinunciano alla loro cultura, che edulcorano la loro cultura, che mortificano la loro cultura, che sono ammalati di quella che Roger Scruton chiamava oicofobia, cioè vergogna, odio per la propria tradizione, per la propria casa, e che in nome dell'immigrazionismo acritico, accettano di scomparire come civiltà. C'è tutto questo dietro quel post grezzo che sta scandalizzando le anime belle. A noi sembra che ci sia un'emergenza della cronaca, un'emergenza culturale, e che ci sia un'attitudine suicida dell'Europa di fronte a cui l'America trampiana sarà grezza, sarà folcloristica, avrà il tupè in testa, ma ci sembra un barlume di lucidità dentro l'Occidente. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto